Bene ragazzi, mi ritrovo a fare una cosa che mai nella mia vita avrei pensato. Proverò a unire le mie due passioni in un solo video, pianoforte e scacchi. Faremo una partita mentre suonerò, giocherò, sarà difficilissimo, perciò faremo un amichevole così evitiamo di perdere troppi punti. L'idea me l'ha dato uno di voi, adesso non ricordo il nickname, che c'è un asiatico che fa già questi lavori qui e adesso volevo un pochettino provarci anch'io. Facciamo un amichevole tranquilla, facciamo... come faccio a giocare? Sempre troppo difficile. Come si fa a giocare? Gioca, crea una partita, facciamo 10 minuti, 10 minuti, ecco, facciamo magari una roba di questo tipo, meno anche 150, molto volentieri. Vediamo un po' cosa esce fuori, se c'è qualcuno che ci sfida amichevole, perché amichevoli... abbiamo trovato! 2025, Dmitry Sakhinov. Ok, andremo di est indiana, già lo so. DG6. Allora, se non riconoscete questa, per favore disiscrivetevi dal canale. Sì. Grunfeld. Adesso vi spiego un trucco ragazzi, vi spiego un trucco, se avete una tastiera o una pianola a casa, se volete fare Super Mario quando prendeva le monetine dovete fare le note Si e Mi. Ok, C3 altrimenti ci intrappola. Poi c'era... C2, questa non è una buona mossa perché ora vi rende più forte della spinta in E4. E la facciamo subito, cioè la prepariamo con calma, andiamo sul romantico. L'avete scoperta? Sì. E più ti penso e più ti voglio. Mamma quanto sono stonato. Tutto il casino fatto per avere. Ma meglio che suono e basta. Sì? Tu mi fai fare... Tu mi fai fare 5? Mi suona strano, ma lo faccio. Ancona. Sì. Che bella che... Ok, andiamo a pianificare un po' di sacrifice. Direi che non è ancora il momento. Il re potrebbe stare anche al centro, sta benissimo al centro, H4, G4, come... Sì, un H4 di cattiveria mi piace. H4 senza arrocco corto, che ne dite? Vi piace? Mi piace molto, mi piace molto. H4 di cattiveria e di ignoranza aggiungerei anche. Questa... Tu vuoi chiudere tutto, tu... Vuoi fare F5 col Kaiser? Col Kaiser. Apri la colonna F pure. Aprila. Non mi fai paura. Adesso c'è la debolezza su E6. Questa qui.
e bisogna cercare di attaccare in tutti i modi possibili. Come si può attaccare? Cavallo G5, aspetta che adesso ci organizziamo, voi non vi preoccupate, adesso ci organizziamo, facciamo un bello sviluppo dei pezzi. Ragazzi, avete presente quando prendete, non so se siete mai stati sul treno Italo e quando entrate e prima di fare l'annuncio fanno Venuti, il treno sta partendo da Milano Centrale, direzione Torino. Che spettacolo, così può fare tutto col pianoforte. Allora adesso però non perdiamoci d'animo, perché lui vorrebbe andare dove? Non si sa. Io posso giocare G4, sì, posso giocare G4. Posso giocare anche cavallo E5. Non so se mi piace più questa. Ah, questa o questa. Ok, devo pensare anche abbastanza in fretta. Facciamo che per entrambe c'è tempo. Posso giocare nel frattempo cavallo G3. Il cavallo G3 può andare anche in H5. Dai, non facciamo gli ingordi, facciamo quelli che giocano bene. Anche G4 mi stimola molto, la diuresi. G4 mi stimola. Questa diciamo è doppiamente forte perché c'è anche questo tipo di minaccia. Anche lui probabilmente catturerà perché se gioca H6 si indebolisce. Catturo d'alfiere. Però poi silenzi, diceva. Non lo so, mi piacciono entrambe. Non lo so. Questa so che è troppo prematura. Troppo prematura. Quanto tempo gli sto dando per pensare al mio avversario? Troppo. G4 mi piace tantissimo. Cosa ci posso fare? Però giocherò questo. A fan bagno. Ok, la spinta su E5 è ufficiale. C'ho un po' di musica classica. Ok, non so. Non so cosa farà il mio avversario. Ha mosso. Ah, te l'ho detto che avresti spinto su E5, ma ti ho detto anche che ora ti becchi questo. Con l'alfiere probabilmente più cattivo, perché l'alfiere è più cattivo. Perché non solo ti fa scacco, ma dopo si posiziona in G6. Forse era sbagliato, però se mi cattura qui io posso catturare di pedone. Quindi chi lo dice che è sbagliata questa mossa? Chi lo dice che è sbagliata? Nessuno. Cazzarola, c'ho un po' paura. C'ho un po' di paura.
la cattura su D4 è devastante, È devastante. Non so perché ho tolto l'alfiere da lì. Non so perché ho tolto l'alfiere lì, c'era questa che era ottima. Poi facevo le scoperte. È stata una mossa inutile questa, è stato un chiaro errore. È stato un chiaro errore che adesso la cattura, se fa la cattura qui, è devastante. Andiamo agli anni 90, ragazzi. Sì? Davvero mi fai questa? Me la regali così? Io te la faccio senza pensarci su due volte. Cioè, secondo me questa non è una blanderata. Se catturo d'alfiere, catturo di cavallo tutta la vita. Credo che sia una blanderata, ragazzi. Ditemi se... correggetemi se sbaglio. Adesso mi dà la torre. Grazie all'aiuto dei nostri amici riusciamo forse a uscirne fuori da questa situazione infernale. Continuo a fare mosse che non capisco. Offre la patta, potrei accettarla, ma invece no. Offre la patta, deve avere una faccia un po' da ciulo per far chiedergli la patta in questa situazione. Veramente devi avere la faccia come non so che cosa. Attenzione al time. Attenzione al time, ragazzi. Attenzione, attenzione, attenzione. E qui è devastante. H5. Attenzione. Facciamo questa, va? Mi piace più questa che questa. Così posso entrare con la donna in H5, donna H7. Vediamo un po'. Donna H5. Ok, lo scacco qui come lo vedo? Vabbè, io potrei cambiare tutto, tanto sono in vantaggio di materiale, chi se ne frega. Va bene, ti lascio un po' di roba, te ne lascio un pochettino. Se te la lascio però tu ti incattivisci, Ti incattivisci. Ah, c'è il mio alfiere, guarda che meraviglia. C'è il mio alfiere che tiene qui, vai che non lo vede. Eccolo! Mamma mia, lo chiamavano il veggente! Lo chiamavano il veggente, lo chiamavano il veggente. Il veggente. Ragazzi, attenzione al time, che il veggente può perdere anche per il tempo. Non lo direste mai, ma anche i veggenti perdono per il tempo. C'è scassata. Sono una persona fine e non uso le brutte parole, però c'hai scassato. C'hai scatamufasciato. No, ho preso il matto, no ragazzi, no. Una partita così.
Una partita così, quando è che l'ho preso il matto? Ah, cazzarola, ce l'aveva anche... Ah no, adesso era scacco. No, non ci avevo minimamente pensato. No! Niente. Ok, siamo stati fortunati e sfortunati in alcuni punti, però dai, tutto sommato sono felice per come è andato questo primo esperimento e se è interessante, se risulta interessante lo possiamo riproporlo in futuro. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!